Bentornati nella seconda parte, sempre dal Parco Basaglia di Gorizia, questa meraviglia. Se avete possibilità venite a visitarlo perché è stupendo. Stanno facendo dei lavori, ma gli alberi, le piante che ci sono qua dentro è una cosa incredibile. Il Parco Basaglia ovviamente è nella zona dell'ex ospedale psichiatrico dietro, dove ci sono anche altre palazzine, e venite a visitarlo. Dicevamo seconda parte di Venezia Giulia News, dedicata in questo caso alla personale di Carlo Piemonti, che espone a Villa De Finetti, la villa che ha sdoganato, se ce n'era bisogno, Gino De Finetti, una delle grandi menti della pittura della nostra zona negli anni 20 e 30, dove tornava dopo i soggiorni tedeschi e francesi. De Finetti andava appunto a Corona, frazione di Mariano del Friuli, la sede appunto adesso dove si espongono questi quadri. Villa De Finetti a Corona, frazione di Mariano del Friuli, si sta dimostrando una delle realtà più consone ad un percorso fra le arti, perché riesce a fondere la convivialità con l'espressione artistica di qualsiasi genere, e le stanze che hanno visto la creazione delle opere d'arte di Gino De Finetti sono la sede adatta per artisti che vogliono far gustare le proprie idee messe nei quadri. Life è la personale di Carlo Piemonti, che si può vedere fino al 6 aprile e che racchiude un concentrato dei periodi artistici del noto pittore goriziano. Tutti questi quadri su questa parete sono della stessa tecnica. Il primo che abbiamo parlato è Summer, gli altri anche. Di che cosa si tratta? Tutti della stessa estate, lo stesso posto? Sì, siamo a Sistiana, estate recente, di poco fa. Possiamo anche guardarli, sì. Qua è ben riconoscibile, sì. La baia di Sistiana, e sono momenti quotidiani di vita estiva, come in altri cicli pittorici ho messo per esempio in evidenza la vita delle metropoli, delle città, in una serie che avevo intitolato People, sia delle nostre città e anche di New York, delle grandi metropoli contemporanee. Il fulcro comunque è la vita quotidiana. Come nasce l'idea di estrapolare da una foto? Perché? Beh, la foto serve per fermare un attimo, un momento che può essere appunto contingente, può essere effimero, e proprio il volerlo bloccare, il fermarlo, che può renderlo invece qualcosa di assoluto, qualcosa che va al di là dell'hic et nunc, del qui e ora. Perciò la fotografia è la partenza per questo discorso, che va avanti poi pittoricamente, subendo poi un'elaborazione che è tipica del medium della pittura, del linguaggio pittorico. In altre parti di questa mostra ci sono parecchi corpi femminili, anche abbastanza distinti. Perché questa scelta? Queste sono le ultime opere, proprio che danno anche il titolo a questa mostra, Life, ed è il soffermarsi sul corpo umano, che è sempre stato un soggetto tradizionale appunto della pittura, però con tagli fotografici, con anche un linguaggio pittorico che è abbastanza un po' la mia cifra stilistica. Per parlare a chi non è molto intenditore di tecniche di pittura, che tecnica è questa e perché è stata scelta? In realtà la tecnica non è molto innovativa, nel senso che sono colori acrilici su tela. Più che la tecnica è il linguaggio pittorico, il fatto di utilizzare la pittura in un certo modo, che è la base un po' della mia ricerca. Cosa significano questi segni sopra i disegni? Questi segni si prestano a molteplici interpretazioni. Secondo Vidali, che è anche un po' il critico che mi presenta in questa personale, lui vede un riferimento al futurismo, ed effettivamente hanno un po' qualcosa del segno di Boccioni, per esempio, del dinamismo futurista. Io lo vedo più come una dimensione dell'assoluto, di questo spazio assoluto, dentro al quale si genera il momento invece specifico, che poi appartiene allo specifico soggetto che di volta in volta viene trattato nei dipinti. Ogni pittore o professionista o dilettante attraversa dei momenti nella vita, il momento nero, il momento d'oro. Picasso ne aveva uno. Piemonti in che momento è adesso?
E guardando le ultime opere si potrebbe dire il momento rosa, perché infatti troneggiano questi corpi femminili con questi rosati striati che fanno assolutamente da protagonisti. E quindi di conseguenza siamo in un momento rosa. Cominciato quando? Cominciato proprio recentemente, fine del 2012, inizio 2013, è anche una risposta un po' vitalistica alla crisi, magari alle difficoltà che viviamo, e allora è una reazione a guardare appunto in positivo, a guardare alla vita, a guardare avanti. Renata, voi e la vostra famiglia gestisse questa casa da 10 anni, perché avete voluto aprire ai pittori? E questo è per dare spazio anche ai giovani di collaborare, di fare, di darle una voglia di fare gli artisti, perché sono sempre discriminati in tutto, e a me sembrava che si doveva darle coraggio, forza e di andare avanti. Quali sono le prime reazioni a questa iniziativa, alla gente che vede che ci sono questi quadri? Cosa vi dicono? Li guardano, si soffermano, li scrutano, però poi dicono: ma io non capisco tanto su certi, no? Però qua ci ha messo, ma che cosa? E tutti cercano di riuscire a capire. Io sono sempre lì che le dico: appena viene la serata così vi faccio spiegare, poi vi spiegherò tutto, perché è una cosa che un quadro va sentita, va espresso, ognuno di noi va vissuto, insomma. Praticamente adesso voi d'ora in poi, già da qualche tempo a questa parte, offrirete le pareti ai pittori della zona. I pittori cosa vi hanno detto? Cosa vi dicono i pittori? Loro adesso per il momento mi stanno ringraziando, sono entusiasti, e poi questo qua per loro è una casa che si sentono più che orgogliosi, perché un Gino Finetti non è uno appena venuto qua, e penso che sia anche lui dentro, che sia lui che li guidi, che sia per me è dentro quest'anima che la sentono anche loro. Lei è contenta di questa idea e di quello che state portando avanti? Altro che idea, magari potessi aver tempo e di poter anch'io dedicarmi a fare di più. Vidali, ci troviamo a Casa De Finetti, la mostra di Piemonti, un ambiente diciamo che ispira veramente pittura sia del passato ma anche contemporanea. L'ambiente io lo incontro oggi per la prima volta, ospita la mostra di Carlo Piemonti, devo dire che l'autore è un autore che conosco da tempo, mentre il luogo l'ho conosciuto grazie a Carlo. Luogo molto bello, e ospita una mostra con 4 cicli pittorici che riguarda il lavoro di questi ultimi mesi, ma anche di 2 anni fa. Se dovessi chiederle che pittore è Piemonti, come me lo definisce? Insomma, è una domanda, può essere, cosa si può dare una risposta sia in maniera semplice che in maniera difficile. Entrambe. È un pittore giovane, contemporaneo, e questa può essere già una risposta sintetica e molto stringata. Se invece volessimo un po' approfondire, guardare il discorso da altri punti di vista, possiamo dire che è un autore che si rifà un po' tutto quello che è la storia del Novecento, la grande storia dell'avanguardia, quindi un autore che non dimentica il passato e che guarda quindi il presente attraverso gli occhi della storia, la storia dell'arte come filtro di un linguaggio che può diventare contemporaneo. Quindi tutto un insieme, passato e presente e futuro messi insieme a questo punto. Cos'è? Un pittore a 360 gradi, e le tecniche che usa come le trova? Le tecniche ovviamente sono legate ai materiali di oggi, non sono i materiali né di Michelangelo né degli impressionisti. Tradotto diciamo pure che è una tecnica basata su tela industriale con una pittura ad acqua, quindi una pittura acrilica, mentre ovviamente il passato ha usato anche altre tecniche, però
a partire dagli anni diciamo più o meno degli anni 50, l'arte ha rivoluzionato anche in senso industriale, no? Usando tutti quelli che erano i colori posilici, i celotex, i ducotoni e via dicendo. Quindi da questo punto di vista è normale usare i materiali che si trovano in commercio. Possiamo dire che tutta l'avanguardia storica aveva già calcato la mano su questo aspetto sperimentale, e Carlo Piemonte in particolare possiamo dire che procede da quella che è stata la sperimentazione dei futuristi, no? Dove c'era un senso di movimento e che lui in qualche modo traduce in immagine statica ma con pittura in movimento, se si può giocare su questo ossimoro. E quindi di conseguenza trasmette quello che lui vede alla gente, secondo lei? Beh, sa, la gente pensa sempre di guardare un quadro di Raffaello e di comprenderlo. Io non credo sia così facile. Uno guarda un quadro di Raffaello, vede la superficie, l'epidermine. Uno guarda un quadro di Carlo Piemonte e vede la superficie, cioè riconosce l'immagine. Riconoscere l'immagine non sempre fa riconoscere o capire quali che sono gli addentellati. Ecco, nel caso di Piemonte, se dovessimo cercare un collegamento anche più recente, che non sia quello del futurismo, io dovrei parlare, credo di poter soffermarmi anche con più minuti su questo discorso, potrei parlare del medialismo. Il medialismo è stata una delle grandi correnti pittoriche del Novecento, autorizzate recentemente da Gabriele Perretta, che ha parlato di medialismo pittorico e di medialismo concettuale. Ecco, nel caso di Carlo Piemonte queste due tracce, questi due percorsi sono ambedue presenti, sia perché lui dà una motivazione concettuale al suo lavoro, e sia perché la base proprio del medium, che non in questo caso è la pittura, ma quello di base che è la fotografia, è presente nel suo lavoro. E con Villa De Finetti e Carlo Piemonti abbiamo finito anche questa puntata di Venezia Giulia News. Come al solito io vi dico, alla fine ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!